Buongiorno Italia, oggi parleremo di una cosa che senza ombra di dubbio interessa la stragrande maggior parte dei camperisti. Stiamo parlando del generatore di corrente elettrica. Il generatore di cui andiamo a parlare oggi è un Foxcott 2200i. È un generatore di corrente con inverter integrato da 2,2 kW, il che significa 2200 watt per capirci. Nelle prove che andremo ad affrontare proveremo ad attaccarci una stufetta della corrente da 800 watt, un computer collegato a un inverter da 1000 che ovviamente non funzionerà a 1000 ma funzionerà in base ai consumi del computer, e successivamente metteremo il frigo del camper a 220. Siamo in pieno giugno. Chiariamo la situazione generatore necessità per quanto riguarda i camperisti e soprattutto insomma chi vuole passare lunghi periodi in libera. Non tutti i camper, non tutti i veicoli ricreazionali sono disposti di un sufficiente impianto fotovoltaico per consentire la sosta in libera. Questo riferito sia al discorso della quantità e qualità dei pannelli solari e sia anche riferito al discorso delle batterie. Insomma, la maggior parte dei camperisti che io vedo ha una sola batteria servizi da 80 o 100 ampere. Tutto questo per dirti che nonostante nel mio caso in questo preciso periodo, in queste giornate così di sole, non ci dovesse essere proprio la minima necessità di avere corrente, in realtà non è proprio così. Perché ti spiego a cosa può servirti il generatore d'estate. Innanzitutto avere un generatore di corrente ti consente di avere un piccolo climatizzatore all'interno del camper, in modo tale da poterci anche dormire diciamo sotto il sole di pieno pomeriggio. Quindi questa è una cosa, io direi, per nulla da poco, ecco. Seconda cosa, c'è il fattore emergenza, che questo vale in tutte le stagioni, cioè può essere che ti si rompe la parte gas del frigo o semplicemente finisci il gas, tu ti ritrovi senza frigorifero. Così facendo puoi impostare il frigorifero in modalità 220 come faremo noi nel test e avere sempre la roba bella fredda in qualsiasi situazione. Questo vale ovviamente anche per la parte invernale, il discorso emergenza, no? Cioè tu finisci il gas o rompi la stufa, hai una stufettina elettrica di quelle che trovi a 20 euro un po' dappertutto, quelle a basso consumo, e ti riscaldi tranquillamente come faccio io. Parliamo invece dell'inverno, perché è in inverno che questo generatore di corrente diviene non utile, diviene indispensabile per alcune attività di campeggio, che può essere la sosta libera prolungata, ovviamente nelle giornate sfortunate dove il sole proprio non ce n'è. Dico sempre, puoi avere 50.000 pannelli, puoi avere tutto quello che vuoi, ma se non c'è il sole i pannelli non caricano, c'è poco da fare. Quindi per cui hai un'autonomia assicurata in pieno inverno in qualsiasi situazione, in più anche le spalle coperte, come dicevamo prima, nel caso in cui la stufa non dovesse andare o fa troppo freddo, il gas si ghiaccia, che ne so io, ti metti la stufetta elettrica col tuo generatore e sei stra tranquillo. Ma ora iniziamo a vedere il tutto. Questo è l'imballaggio, come puoi vedere è stata dedicata una particolare cura, vedi, è disposto sopra un pellet, ci hanno messo anche, è apprezzabile, no? Questi pezzettini di plastica dove far passare le cinghie, che sono fatti apposta proprio per non rovinare lo scatolone o per non tagliarlo, in modo tale insomma da non creare buchi o quant'altro che fanno entrare magari un po' di pioggia se è una brutta giornata. Ma ora passiamo all'unboxing, ossia cosa c'è dentro queste due scatole. Io direi partiamo dallo scatolone più grande. Nello scatolone più grande abbiamo dentro il generatore vero e proprio, è anche molto carino a vedere, il modello è Foxcott Inverter 2200i. Lo puoi trovare nel sito di lineonline.it, quindi www.lineonline.it. È un motore benzina 4 tempi, 105 di cilindrata, e dal peso devo dire è una cosa importante per noi camperisti il discorso peso. Questo qui è solo 20 kg. Precisiamo che il modello in questione è la nuova versione 2019. Come anticipato prima, la potenza massima è di 2,2 kW, poi leggiamo nelle varie caratteristiche che può essere posizionato anche a un'altitudine massima di 1000 metri
e può sopportare temperature esterne fino a un 40 gradi centigradi. Nella parte frontale puoi trovare questo sportellino. All'interno di questo sportellino troverai la candeletta in posizione molto semplice, veramente a portata di mano, in modo tale da poterla cambiare velocemente, semplicemente, senza dover dannarsi, smontare il generatore, aprire viti e quant'altro. Nella parte laterale destra abbiamo la marmittina, diciamo lo scarico, è cosa molto importante, diciamo si dà per scontato, però io ci terrei a precisarla. Questo generatore, così come tutti i generatori, vanno utilizzati all'esterno, proprio perché hanno un motore vero e proprio che brucia della benzina e deve espellere i gas di scarico, quindi assolutamente né questo né gli altri vanno tenuti in un ambiente chiuso. Si fa il rifornimento e tanti cari saluti. Tu mi dirai ovviamente quanto tiene 4 litri di benzina e 0,4 litri di olio. Ora andiamo a vedere cosa c'è nel dettaglio, sempre nella parte sinistra, però scendendo un po' più in giù. Abbiamo innanzitutto il suo bel pulsantino per spegnerlo e per abilitargli l'accensione. Vedi, qui è protetto da un gommino, probabilmente perché non ci entri acqua. Poi abbiamo il pulsantino Smart Throttle, che sarebbe una sorta di risparmio energetico, ossia quando non c'è chissà che gran carico, no, per il generatore, ossia deve solo caricare e basta una batteria, lui va in una sorta di risparmio energetico, quindi il motore si abbassa di giri. Qui è la classica presa 12 volt, chiamiamola da accendisigari, no? Se sei un accanito fumatore, no, che ha perso l'accendino, sai che puoi usare anche il generatore oppure puoi usarlo per attaccarci vari dispositivi tipo gli aspiratori d'auto, i compressorini, che hanno appunto la presa per l'accendisigari. 2 prese della corrente addirittura, e 1 e 2. Come ti avevo già anticipato prima, aveva l'inverter integrato. E le sue 3 spie. Allora, la spia, diciamo, di funzionamento, che sta a indicare che sta dando fuori della corrente, la spia di sovraccarico e la spia di esaurimento olio, diciamo della riserva dell'olio. Tu dirai, accidenti, se non sto attento alla riserva dell'olio è un gran problema, grippo il motore. No ragazzo, cosa bella di questo generatore è il fatto che quando lui sta per finire l'olio, tac, si ferma, quindi entra in protezione, entra in sicurezza, non rischi nulla, non grippi nulla. Passiamo infine, prima di provarlo, alla parte posteriore, dove abbiamo il rubinetto della benzina e la levetta di avviamento. Si tira proprio tipo il tagliaerba, hai capito, no? Un po' più sopra qui hai l'aria, dopo ti spiegherò le tempistiche, quanto devi tenerla accesa per la prima accensione, e questa vite per aprire il pannello frontale. Nel caso in cui dovessi rimanere a piedi con la batteria motore, è utile sapere che in questa confezione c'è anche il caricabatterie con i morsetti e l'attacco a 12 volt, ossia quello dell'accendisigari che abbiamo visto prima. Il suo manuale con tutte le istruzioni e tutte le sue caratteristiche, questo piccolo dosatore e il classico toolkit, ossia gli attrezzi del caso, composti da un cacciavite a taglio e la classica chiave esagonale. Mi sembrerebbe che ci sia tutto l'occorrente, quindi andiamo a verificare cosa c'è dentro questa scatola. la tanichetta per la benzina, eccezionale, guarda, perché stavo già pensando, ho detto devo andare a procurarmi una tanica per la benzina, no? Una tanichetta per la benzina, e invece no, era già in dotazione, guarda, la tanica con il suo imbutino, diciamo, guarda, ecco qua, fantastico. Ah, ok, anche loro vogliono strafare, e in dotazione c'è anche l'olio motore addirittura, cioè proprio manca che ci mettono la benzina, c'è proprio veramente tutto di tutto, quindi incredibile ma vero, ma c'è anche l'olio motore dentro, un altro imbuto addirittura, quindi direi che sì, non c'è proprio nulla da aggiungere. Probabilmente questo lo si usa per ricaricare l'olio, cioè lo puoi ricaricare con quel dosatore che abbiamo visto, oppure direttamente dalla bottiglietta utilizzi questo imbuto qua. Questo filtrino gratina di ricambio, il cavo prolunga. Attenzione qui ragazzo, allora il generatore di corrente lo si usa per 1000 utilizzi, lo si può utilizzare nei cantieri, lo può utilizzare chi va a farsi il campeggio, lo utilizzano anche i camperisti. Quindi cosa succede? Tutto questo discorso per dirti che i camperisti hanno la presa industriale nel camper, qui hai la presa tedesca, quella del 220.
è necessario un adattatore. Io uno ce l'ho, però mi sa che non ce l'ho con l'attacco tedesco, ma ce l'ho con il classico attacco a 3 poli della 220. Quindi anche tu ricordati che proprio per il motivo che hai un camper è necessario che ti procuri, te lo fai fare, te lo fai o eventualmente lo compri, l'adattatore da presa tedesca a presa industriale del camper. Guarda, pure la candeletta, cioè la candeletta di ricambio, perché la candeletta è già installata su. Questa è una seconda candeletta di scorta. Beh, ti può anche essere utile da tenere la scatola, perché così hai il modello preciso della candeletta, così non sbagli quando poi nel caso dovessi ricomprare un'altra. Bene, gli aspetti principali li abbiamo visti. Adesso aspettiamo Michele, molti di voi già lo conoscono, è il maghetto dell'elettronica, della meccanica, perché ci teneva tanto a fare il test assieme, anche perché lui sarebbe molto interessato anche lui, no, a questo tipo di generatore, e quindi vedremo assieme a Michele la messa in moto, tutte le prove, scollegheremo ovviamente i pannelli, daremo una scaricata alle batterie e tutto quanto, e racconterò poi gli ulteriori dettagli tecnici su questo generatore. Bene, Michele è arrivato, per chi non lo conoscesse. Buongiorno a tutti. Direi che noi ora possiamo procedere. Fase 1, rabboccare l'olio, perché ovviamente giustamente ti arriva senza olio dentro. Quindi prepariamoci già con la bottiglietta di olio che ci hanno dato in dotazione e ci spostiamo nella parte posteriore, ossia dove c'è la levetta di accensione. Con il cacciavite che trovi in dotazione, vicino alla levetta dell'aria troverai questa vite. Una volta svitata, vedi, hai il pieno accesso alla parte interna del generatore. Nella parte bassa a sinistra, vedi, trovi il bocchettone per rabboccare l'olio. Lì basta che sviti, eccolo. Nel tappo vedi c'è anche l'indicatore come nelle auto, quindi ti serve per vedere, a motore freddo ovviamente, a che livello è l'olio. Qui torna utile il dosatore che abbiamo visto prima, perché sai che a vuoto devi mettergli 0,4 litri di olio. Semplicemente rabbocchi l'olio dentro questo misurino, così hai anche una quantità più precisa. Presta attenzione perché l'unità di misura è scritta in once, vedi, OZ, però se lo giri dall'altra parte è riportato anche in millilitri. Vedi, un'altra cosa apprezzabile, no, è lo scolo dell'olio, cioè se tu per sbaglio esageri a mettere olio che trabocca, scola di qua e quindi non fai il disastro dentro, no? Perfetto, step 1 completato. Adesso rimettiamo la sua porticina, lo chiudiamo, prendi la tanichetta e vai a fare benzina. Diamo una piccola tiratina alla levetta intanto per far girare l'olio, ovviamente non per accenderlo perché manca la benzina. Ah, mi raccomando, benzina verde, sì, che non fai gasolio, mi raccomando. Passiamo pure allo step successivo. Una volta che ti sei rifornito di benzina, apri il tappo e lì dentro ci metti la benzina. Così vedi, guarda che comodo con la sua tanichetta che ha già il suo beccuccio, no? Quindi non serve neanche usare l'imbuto, alla fine usi quella. Poi vedi sopra il tappo c'è una levetta, è la levetta dello sfiato, quello va tenuta aperta, eccola. Semplice da capire, c'è scritto off e on. Questa levetta che vedi va posizionata su on, c'è scritto. L'aria la posizioni su choke, vedi choke, detta così italianizzata. Step 1, mettiamo la levetta che fa passare l'aria nella benzina, nel serbatoio della benzina, la mettiamo su on, quindi giriamo e mettiamo su on. Step 2, l'aria va messa su choke, ok? In questo caso noi prima di fare il video giustamente abbiamo fatto una prima accensione proprio per capire noi, quindi il motore è già caldo e lo lasciamo su run direttamente, quindi aria da noi si dice chiusa. Il tappo della benzina, ok, per aprire il rubinetto della benzina devi girarlo verso sinistra per aprirla. Precisiamo inoltre che all'interno di questa levetta che serve a chiudere, no, il rubinetto della benzina, quindi il passaggio della benzina, girandola va anche a toccare un sensore che gli dà il segnale di spegnimento al motore. Fatto questo passiamo direttamente all'accensione tirando. E voilà, diciamo così è in modalità stand by. Allora noi ora siamo a 50 centimetri, no, tra il microfono della fotocamera e il generatore. Come rumorosità dichiarata abbiamo un 70 decibel a 7 metri di distanza. Ora noi proviamo a metterci a 7 metri di distanza e vediamo cosa si sente. Bene, ora siamo in un ambiente diciamo aperto, quindi non ci sono rimbombi di echi di garage.
Siamo esattamente a 7 metri, che è la distanza tra il microfono e il generatore, così puoi renderti conto un attimo della sua rumorosità, però a basso carico. Attenzione che adesso facciamo un esperimento. Allora noi adesso, come prima prova, dopo proviamo l'utilizzo in camper, gli attacchiamo una stufetta. Questa stufetta è una stufetta a risparmio energetico con due potenze, due livelli di riscaldamento, ossia il medio a 500 watt e il grande a 800 watt. Ora gli attacchiamo questa stufetta elettrica. Ok, ora Michele la collegherà a 500 watt. Vedi, non aumenta perché diciamo il carico non richiede chissà quanta potenza nell'inverter e quindi il rumore è invariato. Ecco, adesso hai sentito che Michele ha messo a 800 watt e ovviamente i giri salgono. Certo, sulla carta e per sentito dire questo modello di generatore è tra i più silenziosi che ci sono, è anche più silenzioso degli Honda, dicono, però detto così da un inesperto, ossia una persona che non ha mai sentito in azione un generatore, ti posso dire che è abbastanza fastidiosetto. Magari non tanto per te che sei nel camper, che chiudi la porta e sei tranquillo, anche perché appunto se non hai grossi carichi lui va giù, no? Però se hai vicini camperisti o magari sei nelle ore notturne vicino a una casa che stanno dormendo, magari d'estate con le finestre aperte, insomma mettitela già via, che secondo me non è proprio fattibile. Come puoi vedere adesso siamo all'interno del camper, il generatore è distante dal microfono della fotocamera circa 1,20 m, 1,30 m. Siamo in modalità diciamo stand by. Qui che puoi sentire la differenza. Adesso siamo passati a 800 watt e giustamente è tutta un'altra cosa, insomma. Quindi passiamo allo spegnimento, giriamo la levetta qui, ecco qui, e chiudiamo l'aria della benzina. Tac, eccola. Misure, allora, altezza abbiamo compresa la maniglia, siamo sui 40 cm, profondità 26 perché è un po' di pancetta, quindi considero anche quella, e lunghezza siamo 49. Beh, il peso come ti avevo già detto è 20 kg, quindi insomma dai, non è neanche proprio pesantissimo. È stata dura ma alla fine ce l'ho fatta. Sono arrivato a scaricare le batterie tra virgolette, vedi, a 12,5 perché ho in funzione tutte le luci, il ventilatore, l'inverter col computer, gli hard disk esterni, eccetera eccetera. In ogni caso 12,5 è il voltaggio perfetto per fare una prova di ricarica e utilizzo dei vari apparecchi collegati. Per quanto riguarda l'adattatore, ricordati che non è incluso, quindi con pochi euro te la puoi cavare in un negozio di elettrodomestici, diciamo un ferramenta eccetera. Guarda, ti prendi la presa da tedesca, eventualmente chiedi al commesso, a industriale. Quindi ricordiamoci, siamo a 12,6, carichiamo a 0 perché direi che sole non ce n'è per alimentare i pannelli, quindi per cui lasciamo quei pochi secondi come dice il manuale con l'aria, dopodiché la possiamo anche chiudere e lui parte tranquillamente. Adesso in teoria possiamo già attaccargli la presa. Allora, intanto noto che attaccandogli la presa al 220 con il computer attaccato, in più sta anche ricaricando la batteria, il generatore non è salito su di giri, quindi mantiene ancora una rumorosità diciamo accettabile. Adesso siamo a 1,40 m circa dalla lente della fotocamera. Adesso si dovrebbe essere salito un po' di giri, in questo caso sì, siamo ai 7 metri di distanza dalla lente al generatore. Diciamo che da qui, dai 7 metri, fa lo stesso rumore di uno scooter 50-80, però con il minimo un po' più alto. Intanto possiamo vedere che il camper ha rilevato che c'è una corrente in ingresso nel 220, già questa è una buona cosa. Come puoi vedere dal pannellino la tensione va dai 13,7 ai 14,2, questo perché ho molti componenti attaccati, quindi
diciamo la sua carica non è stabile, sta caricando molto ma sta anche scaricando molto, hai capito? Tieni conto che stiamo anche usando un generatore da 2,2 kW, solitamente i generatori per camper sono più piccolini, sono sull'1 kW, 1 kW e mezzo. Per capire un attimo anche i tempi di ricarica, abbiamo iniziato con il voltaggio delle batterie del camper che era 12,5, 12,6, che erano le 21,50, ma adesso io lotterei una mezz'oretta circa in carica e poi vediamo quanto ha caricato in questa mezz'ora. 22,02, approfitto comunque per mettere il frigo in 220, tac, così. Già che ci siamo, cioè tu pensa che figata in pieno inverno, no? Magari sei sperso nel wild, chissà quale zona remota, e poi utilizzarti il computer e tutto quanto, fantastico, fantastico. Tieni conto che, come ti ho già spiegato fin dall'inizio, il generatore per un camperista è estremamente utile d'inverno. D'estate l'unico utilizzo che ne puoi fare, se hai già dei buoni pannelli solari, è attaccarci un condizionatore. Su quello non ci piove. 22,32, voltaggio 14,1, 14,2. Io direi che possiamo rimettere il frigo a gas e riusciamo a spegnere la bestia. Come consigliano nelle istruzioni, togliamo prima la presa della corrente e poi spegniamo il generatore. Andiamo subito a vedere il voltaggio, ricordandoci che c'è ancora tutta la roba attaccata, quindi computer, inverter, luci, eccetera eccetera, e siamo a 13, 12, 9, 13. Bene, spero che la recensione ti sia piaciuta, a testimonianza di quanto avevo già detto in precedenza sulla rumorosità, diciamo, del generatore. Adesso lo puoi ascoltare dall'interno del camper con tutte le finestre aperte, perché siamo in estate e il generatore è a circa 1 metro scarso, 90 cm dal camper. Ti ricordo, se sei intenzionato all'acquisto, che lo puoi trovare su lineonline.it, lineonline.it, ma comunque ti metterò le principali caratteristiche e soprattutto il link qui in descrizione.